Quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la commedia della flottiglia si arricchisce di un nuovo tempo, di un terzo tempo, diciamo, quando la pensavamo esaurita, invece oggi c'è un colpo di coda di questo psicodramma, lo ricordate, che ha tenuto col fiato sospeso il paese, o meglio, gli addetti alla bolla mainstream, il paese si occupava di ben altro, prima che gli adulti arrivassero e imbastissero davvero una piattaforma di pace in Medio Oriente a partire dall'adulto in capo Donald Trump. Invece questo caso, diciamo, di infantilismo ideologico della flottiglia, ricordate, è stato celebrato a giornale unico e unificato per settimane, per cui costoro erano i nuovi eroi, gli alfieri appunto della pace nel mondo, quando poi è emerso evidentemente che erano semplicemente gli animatori di questo estremismo pro-pali ideologico e totalmente scisso dalla storia. Ma cosa è successo oggi? È successo che la Procura di Roma ha aperto un'indagine contro ignoti per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio per quanto accaduto ai nostri 36 attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia quando sono stati intercettati, abbordati, fermati, arrestati dalle forze israeliane. L'indagine è stata aperta sulla base appunto di una denuncia presentata da un team di avvocati degli attivisti. Si è aggiunta poi una seconda denuncia di un singolo attivista al momento, tal Antonio Lapiccirella, che ha accusato le autorità israeliane di tortura sulla base di quanto avrebbe raccontato delle fasi successive all'abbordaggio, riecheggiando in questo, diciamo, Greta Thunberg, che dopo 10 giorni dalle pochissime ore passate in detenzione nello Stato di Israele, quando proprio emergeva il dramma degli ostaggi, quelli sì davvero torturati, seviziati, massacrati, si è ricordata delle presunte, perché vanno provate, presunte torture subite. Ma questo è un altro discorso: se fossero accadute sarebbero ovviamente gravi, sia verso questo Lapicirella che verso Greta, vanno dimostrate. Ma è l'impianto generale, è la notizia generale che ancora una volta, come tutto quello che riguarda la flottiglia, odora distintamente di surrealismo. Sequestro di persone e danneggiamento con pericolo di naufragio. Ci si riferisce anche ai bombardamenti che la flottiglia avrebbe subito dai droni. Nota a margine: se la flottiglia avesse subito dei veri bombardamenti dai veri droni israeliani, non sarebbe più esistita la flottiglia. Quindi anche lì non solo non c'è nessuna prova che questi episodi o episoducoli siano attribuibili a Israele, ma evidentemente non erano droni che volevano offendere davvero. Ma il non plus ultra è il sequestro di persone e il pericolo il danneggiamento con pericolo di naufragio. Allora, detto che il nostro codice penale prevede che sia contesta il reato a chiunque compia atti ostili contro un altro paese senza l'autorizzazione del governo, esattamente l'articolo 244 del codice penale, e quello al massimo uno potrebbe pensare che andrebbe contestato qualcosa agli esponenti della flottiglia, che a un certo punto, in modo palese, rinunciando anche alle ipocrisie su cui si era attorcigliato il mainstream all'inizio, dichiararono che l'obiettivo non era portare effettivamente, concretamente, gli aiuti umanitari alla popolazione civile martoriata di Gaza, aiuti che poi si sono rivelati essere non esattamente, come dire, già di base non avrebbero spostato il dramma che stava accadendo, ma erano molto esigui, molto esigui. Ma loro a un certo punto ce l'hanno detto chiaramente: a noi non interessa portargli aiuti, anche perché sennò sarebbero passati dal canale quasi immediatamente offerto e collaudato del patriarcato di Gerusalemme. A noi interessa forzare il blocco, rompere l'assedio, come dicevano nel loro linguaggio. Cioè a noi interessa fare un'azione ostile contro un blocco navale
implementato in una zona di guerra da uno Stato tecnicamente e ancora, grazie a Dio, alleato dell'Italia. Tra l'altro un blocco navale che nel 2011 fu giudicato legittimo da una commissione delle Nazioni Unite, non esattamente un'entità molto favorevole allo Stato degli ebrei. Stasera vogliamo andare di eufemismi, perché allora c'era già un blocco navale nella stessa area, visto che da Gaza non sono mai piovuti fiori sui civili israeliani. Figuriamoci dopo il 7 ottobre tutto quello che ne è conseguito. Quindi loro hanno dichiarato l'intenzione e stavano provando a forzare un blocco navale in una zona di guerra tra l'altro ulteriormente anomala e delicata, perché vedeva opporsi un esercito regolare, quello dell'unica democrazia del Medio Oriente, en passant, e un'orrenda banda di tagliagole nazi islamici che praticava la politica dello scudo umano e dell'utilizzo della propria popolazione civile come carne da macello, cioè in un'area di guerra ulteriormente critica, visto l'anomalia simmetrica di questa guerra. Questa compagnia di giro voleva violare il blocco navale dello Stato di Israele, che li ha abbordati, non li ha sequestrati, quindi li ha arrestati perché stavano violando il blocco, li ha portati a terra, ha fatto le verifiche del caso, li ha tenuti fermi, arrestati poche ore, nel peggiore dei casi pochi giorni. Se ci sono stati singoli abusi su singole persone vanno verificati, per carità, ma dipingere l'azione di Israele che ferma il tentativo di violazione del blocco per tutelare anzitutto le proprie operazioni in quella che era chiaramente una guerra di reazione alla barbarie di Hamas, tutto questo viene a Roma, hanno aperto seriamente un fascicolo chiamandolo sequestro di persona. Ora va bene tutto, ma non ci offendano, cioè non ci stanno sequestrando i cervelli, dobbiamo sequestrare i cervelli, non è andata così. Grazie a tutti, a domattina.